Bene, buon pomeriggio. L'intervento di oggi è di Piero Falchetta, per lungo tempo bibliotecario alla Marciana, e il titolo del suo intervento è Venezia e le sue lagune, un dialogo secolare. Mi ha fatto piacere che Piero abbia accettato il mio invito perché rende, come dire, visibile una necessaria collaborazione, un dialogo tra le istituzioni veneziane, quella che ci ospita, l'archivio, c'è stato Giovanni Cagnato, la biblioteca Marciana, con i funzionari, con i tecnici, con bibliotecari e archivisti che hanno lavorato a lungo in queste strutture e senza le quali non è una dichiarazione così meramente retorica, senza le quali la nostra ricerca non esisterebbe, anche se in anni recenti sembra che siano sviluppate, come dire, delle mode di ricerca storica che ignorano questi luoghi. A me è ancora ignoto come riescano a scrivere dei libri senza frequentare archivi e biblioteche, però questo accade. Quindi oltre a questo voi sapete che c'è una crisi reale di queste strutture, no? Perché anche lì, come in tutte le strutture pubbliche, c'è stato un blocco del turnover, no? Un taglio alle assunzioni, un taglio ai fondi per acquistare i libri o per sistemare archivi, e quindi, come dire, il contributo che in amicizia, voi sapete che non c'è denaro per nessuno, giustamente, qui questo è il nostro impegno, né per me né per loro, ecco. Ecco, io credo che questa sia veramente un'occasione per anche, come dire, protestare con i fatti nei confronti di un sistema che non sta andando bene. Ecco. Ci saranno dei problemi nei prossimi anni per consentire agli studiosi l'accesso a queste strutture e anche quindi, come dire, a chi ci succederà, ecco, i corsi della storia di Venezia. Quindi ho fatto questo piccolo discorsetto perché oggi di fatto è l'ultima lezione vera del corso, un po' compattato, perché il prossimo mercoledì, come voi sapete, ci saranno delle associazioni internazionali, eccetera, eccetera, che discuteranno del problema dell'acqua della laguna della città oggi. Quindi ringrazio tutti i partecipanti, chi è venuto anche le volte scorse, e do la parola a Piero, come sempre mezz'ora, 40 minuti, quanto preferisci, e poi la parola. Ottimo. Grazie. Grazie Alfredo. Non so se questa che tra poco cominciamo si potrà definire lezione, io non credo. Le lezioni sono state quelle che alle quali avete partecipato le volte scorse, in cui si sono delineati così dei momenti storici, i rapporti tra l'amministrazione della laguna, i poteri che l'hanno governate, cosa ne è conseguito per le regolazioni dei fiumi, delle acque e così via. Quindi diciamo una vicenda storica soprattutto istituzionale è stata presentata giustamente. Io così questo non sarei neanche in grado di farlo. E ho così quello che voglio tentare con voi oggi, e voglio invitarvi quasi a una passeggiata con me nella laguna. Voglio invitarvi a entrare in una dimensione leggermente diversa, quella che potrei, prendendo a prestito una definizione delle correnti più moderne, più recenti della geografia, vorrei invitarvi con me a quello che si potrebbe chiamare un approccio geopoetico alla laguna. Perché questo? Per tentare insieme a voi di riassumere quel sistema, un ecosistema, un sistema culturale, un sistema civico che ha fatto della laguna e della città nel tempo, nella storia, un insieme diciamo compatto, coerente, omogeneo, compatto, coerente e omogeneo. Questa riflessione che vi
che facciamo insieme e che verrà espressa, esplicitata attraverso la considerazione di come la laguna è stata rappresentata innanzitutto attraverso diciamo, le mappe, che sarebbero un po' il mio campo, insomma, ma non mi sono fermato a quello, ho avuto una pretesa così che poi giudicherete, insomma, anche se nella rapidità di quello che verrò esponendo, di passare anche attraverso testi, di passare anche attraverso musiche, anche attraverso rappresentazioni pittoriche, per cercare di vedere insieme la tenuta di questo sistema. E perché raccontarvi cose che forse in gran parte sapete già, avete già visto, ascoltato? Perché questo sistema che ha funzionato così bene, così, in maniera così, diciamo, bene, insomma, per tanto tempo, per secoli, si può dire, è in crisi. Oggi questo sistema è in crisi. È in crisi sostanzialmente per una ragione, perché diciamo i mutamenti climatici eccetera fanno sì che si ponga un problema che detta in parole molto povere, si tratta di questo: vogliamo salvare la laguna o vogliamo salvare la città? Le due cose in questo momento, ai giorni nostri, sembrano difficilmente conciliabili. Siamo a una svolta, io non amo la parola epocale, ma insomma siamo a una svolta epocale nella storia di questo territorio. Siamo una crisi che non aveva mai avuto questa dimensione. Allora ripercorrere insieme questa idea, questa esperienza, insomma, della città, l'urbe, e della città diffusa che è la laguna, perché possiamo considerare questa laguna, possiamo considerarla dal punto di vista dello spazio, quindi lo spazio nel quale si verificano dei fenomeni che sono idrografia, che sono acque alte, che sono fiumi, che sono interramenti, tutto quel che volete. Va bene? Lo spazio è questo, ma la laguna è anche un luogo, e i luoghi, prendiamo, va bene, se vogliamo così fare citazioni dotteri, possiamo risalire fino ad Aristotele, al cielo e alla fisica. I luoghi sono ciò che identifica lo spazio, perché nei luoghi accadono le vicende umane, accade la storia. Cercando oggi, brevemente, senza troppa così pretendere, insomma, ma di dare un'immagine di come spazio, quindi, e luogo abbiano fortemente coinciso nel tempo e come oggi tutto ciò sia in crisi. Assolutamente non intendo proporre un discorso nostalgico, anzi, contrario. Voglio dire che il pensiero, il pensamento di questa connessione così importante, così ampia, di quello che ho appena detto, tra l'urbe edificata e l'urbe diffusa, il pensiero di tutto ciò deve esserci per la preparazione del domani e per affrontare consapevolmente l'oggi. Ecco, questa è, diciamo, la premessa per la quale volevo spiegarvi ciò che ascolterete tra poco, insomma. Ecco. E parto, il titolo che ho dato al mio intervento, oltre a quello che Alfredo ha letto, è, diciamo, il sottotitolo. Il titolo proprio è "A Venezia non c'è il mare". Cosa, è banale dirlo, anche però è una cosa che andrebbe forse fatta presente, ricordata ad alcuni di coloro che hanno responsabilità pubbliche e private relative a questa città, a quelli che vogliono portare il mare dentro attraverso grandi navi e cose, insomma, ecco, no, chiudo subito, non voglio certo aprire questo capitolo, insomma, ecco. Però non è solo questo, perché non è soltanto per questa ragione che io ho dato questo titolo. Ho dato questo titolo e cominciamo subito a guardare le immagini che ho portato. Questo, vabbè, c'è scritto, non serve che vi dica cos'è. E ce n'è un'altra simile. Aspetta, dov'è qua? Per andare un attimo. Forse abbassando le luci si vede, grazie. Scusa, non procede. Con l'invio, va bene. E se devo tornare indietro? Beh, no. Ecco qua. No, adesso, eccola qua.
Guardate, ogni computer, no, perché sono vecchi. i computer sono apparentemente strumenti seriali, in realtà sono subdolamenti diversi uno dall'altro. Vabbè, cosa ha detto? Invio, sì, eccolo qua. No, eccolo qua. Ecco, qui abbiamo un secolo prima. Ho fatto i cerchietti dove sono il Castello Vecchio e il Castello Nuovo, va bene, cioè ovvero sia Nicolò da una parte e Sant'Andrea dall'altra. E qui avviene appunto la festa dell'Assenza, lo sposalizio del mare. Cos'è che mi colpisce in queste due immagini che vi ho mostrato e nella prossima che vi mostrerò? È che dunque lo sposalizio del mare è quel momento in cui il doge, quindi la parte maschile del matrimonio, sposa la parte femminile, cioè il mare, gettando l'anello, quindi come si usa nei matrimoni, gettando l'anello nelle acque, e avviene questa cerimonia che poi viene celebrata nella chiesa di San Nicolò e così via. Allora, cosa osservo? Che innanzitutto ciò contraddice la tradizione, che i festeggiamenti del matrimonio avvengano in casa dello sposo anziché in quello della sposa. E poi una cosa che mi colpisce ancora di più è la seguente: perché lo sposalizio del mare viene fatto in lagune? Voi direte, ma dai, è una sciocchezza, ovviamente è per comodità, sì, però tutto questo è vero e non voglio neanche sovraccaricare di significato. Però dal punto di vista simbolico non è una cosa che mi ha lasciato indifferente vedere in molte immagini, qui ne avete proprio anche la verbalizzazione, mare e laguna, vedere che questa cerimonia, che è forse la cerimonia religiosa e civica più importante della città, nella quale si chiama il mare, avvenga in laguna. Come mai? Appunto, motivi pratici, momentanei, strumentali, di comodità, eccetera, eccetera. Però, il punto è, a voler ben leggere, almeno quello che a me sembra di poter ben leggere, è che l'atteggiamento di Venezia verso il mare non è certamente un atteggiamento di apertura, di fiducia, vieni qua, siamo amici, siamo sposi e basta. Il mare è sempre stato anche la minaccia. Questi sono versi celeberrimi di Cristoforo Sabadino, il grande ingegnere cinquecentesco, così. Questi versi poi sono riferiti a delle circostanze particolari, quindi la famosa disputa, insomma, sulla deviazione dei fiumi, così, della quale abbiamo sentito molto parlare e trattare nelle lezioni scorse. Ecco. Però quando dice i fiumi e il mare, gli uomini tu hai per inimici, il mare non è così una presenza tranquillizzante, amica. Momento, mare, stai là, stai calmo. E più tardi, nel Settecento, un altro ingegnere, Bernardino Zendrini, scrive: potrei cominciare le storie e le serie di quanto sono per esporre da tempi assai lontani, cioè anche prima del 1000, già che ebbe sempre la Repubblica la necessità di frenare le acque e di ridurle con arte maestra a essere, e qui scusate ma io ho messo in grosso perché mi sembra potente, il fondamento sodo della pubblica libertà, cioè il fondamento dello Stato stesso, quindi non è la quarta, il fondamento, diciamo, non solo fisico ma complessivo dello Stato si basa su questa cosa, si basa sul governo delle acque. Quindi il mare, lo sposalizio del mare forse avviene in laguna perché questo mare è un elemento inquietante con il quale non avere troppa confidenza. Ecco. E questa è dello stesso Sabadino l'immagine complessiva, a parte dell'immagine della laguna, con i suoi due porti, appunto, che vedete, il porto del Lido,
il porto di Sant'Erasmo, la rete dei canali e così via. E ancora di più, e ancora meglio, si vede in questo celebre disegno, che poi è una copia da un disegno del Sabadino, si vede l'articolazione, con al centro la città, l'articolazione dei canali, del sistema idrografico e così via. Una situazione di grandissima complessità, naturale, insomma, nella quale si è insediata questa. E appunto questa complessità ricorda fortissimamente il labirinto, è stato detto, non scopro certo io, insomma, però è la sensazione, chiunque vada per barca, per la laguna, capisce subito, vede subito, e ancor più però se si arriva a Venezia con l'aeroplano, proprio la sensazione è fortissima, quella di trovarsi in un labirinto che, allora, faccio una piccola deviazione, ma mi sembra interessante. Nel 1499 viene pubblicato a Venezia quello che è generalmente considerato il più bel libro di tutti i tempi, di tutti i tempi, ovvero sia l'Ipnerotomachia Polifili, detta brevemente il Polifilo, va bene. Questo libro è un testo, diciamo, di carattere esoterico, insomma, così, la cui interpretazione ancora è molto discussa, non è certa, così. E nell'edizione originale, nell'edizione del 99, è corredato da una serie di incisioni che sono state attribuite ragionevolmente a Benedetto Bordone. Benedetto Bordone, tra l'altro, è autore di mappe, e poi lo incontreremo ancora, va bene. A un certo momento il Eutirillide, va bene, uno dei personaggi all'interno dei suoi possedimenti, Polifilo, girando i possedimenti di Eutirillide, di questo regno immaginario, lo segue e dice: ove me mostrò uno orto di latissima circuizione, in forma de ducto de discolo labirinto, intricato, e gli circulari meati non calcabili ma navigabili, imperocché in loco delle gressibili strate, penso voglia dire calpestabili, insomma, correvano rivoli d'acque, il quale misterioso loco era de sé agro, salubre et di glebe felice ameno. Allora, il labirinto d'acqua cosa è? In un libro stampato a Venezia in quel tempo, insomma, ecco, questa immagine non si trova nell'edizione 99, si trova nell'edizione successiva, però la descrizione, ovviamente questa idea di labirinto che influisce fortemente, va da sé che Venezia è un labirinto, lo dicono tutti, insomma, ma troviamo tracce persino nel raccordo fra la realtà fisica della città e della laguna e la sua espressione tra le più alte, ricordiamolo, il Polifilo. Quindi questi significati passano attraverso livelli e registri diversi, e però si mantiene il tutto compatto, si mantiene il tutto unito, non si sgarra. Quella è l'immagine, quella è la realtà intera nella quale si vive. E a rinforzo di quanto ho appena detto, vi leggo pochissime righe delle istruzioni per l'entrata al porto di Venezia, quello di San Nicolò, intendiamoci, va bene, quindi non quello di Balamocco, quello di San Nicolò, che derivano da un manoscritto, anzi derivano da una serie di manoscritti quattrocenteschi, va bene. In questo caso io l'ho presa dal manoscritto di un trattato nautico di Michele d'Arodi, che siamo intorno al 1430, ma queste stesse istruzioni si trovano, insomma, sempre in altri manoscritti quattrocenteschi. Le ho tradotte, sono in un linguaggio, diciamo, veneto molto, diciamo, abbastanza oscuro, ecco. E io le ho tradotte in italiano per quanto possibile, per renderle comunicabili a voi, insomma. E queste sarebbero le istruzioni, ricordatelo, per entrare nel porto dal mare. Questa è l'entrata del porto di Venezia alla bocca del canale di San Giorgio, al fanale. Quindi fanale è
sono le torri, i campanili dove potevano essere appese delle lanterne, va bene, che dessero punti di orientamento per entrare. Andrai fino a che San Nicolò della Cavana, che oggi si chiama l'isoletta di Madonna del Monte Rosario, si allinea con i 2 casoni fin quasi al bordo dello scandaglio. Quando la secca grande di San Nicolò è nella direzione del casone occidentale, allora sarai nel canale e navigherai tra ovest e nord-ovest. Ancora, quando San Pietro di Castello è allineato con San Nicolò, quando San Nicolò è un po' tra i 2 casoni, tu sarai sul bordo esterno dello scandaglio, e quando San Nicolò è allineato al cason, tu sarai nel canale e andrai in direzione dei fanali. Ultimo, quando San Marco è allineato con San Nicolò del Lido e San Nicolò della Cavana è tra i 2 casoni, cioè verso ponente di mezza barca, allora sarai sul bordo dello scandaglio, e quando San Nicolò della Cavana è dentro la linea del cason di ponente, allora sarai nel canale e andrai per la quarta di nord-nord-ovest verso i fanali. Ecco, voi ditemi se non è labirinto. Cioè, chi... Naturalmente adesso forse dopo possiamo commentare questa cosa che è quasi comica, insomma, ecco. Naturalmente queste righe appaiono in un trattato nautico che è tra i più importanti, va bene, tra quelli che ci sono pervenuti, che non sono tantissimi, va bene, e queste righe, insomma, non si capisce come possa essere decifrabile, se non da parte di chi la laguna la conosce già profondamente e l'ha praticata, e quindi trova in queste righe nient'altro che l'espressione di una pratica consueta, insomma, ecco, così. Ecco, questo appunto era questa cosa che vi ho letto, e per appunto si legava alla faccenda del labirinto che abbiamo visto poco prima. Qui ancora il legame appunto di questo sistema dove tutto si tiene in un certo senso. Ho messo a confronto 2 famosissime mappe, quella alla vostra sinistra, va bene, è la mappa di Fra Paolino, che deriva da un modello del secolo XI che è molto simile. Che cosa disegna? Vedete, è stata rielaborata da Gino Ronchese, che un po' di anni fa ha identificato tutti i toponimi, insomma, li ha pubblicati per bene, con ordine e così via. I toponimi corrispondono poi non alle strade, i ponti, ai calli, eccetera, sono semplicemente l'indicazione delle parrocchie. E c'è l'idrografia. 2 secoli dopo, ma possiamo anche dire 4 secoli dopo, va bene, Cristoforo Sabadino, sempre lui, ce lo troviamo, fa questa carta di cui ne abbiamo due esemplari manoscritti che presentano qualche differenza, ma sono sostanzialmente la stessa cosa, uno conservato all'Archivio di Stato e uno alla Biblioteca Marciana. E voi vedete, non serve che vi dica che sono la stessa carta, assolutamente, nel senso orientamento, posizione, le acque, cioè Sabadino aveva certamente a modello o la carta di Paolino o qualcosa che gli assomigliava molto, ma non solo. Sabadino per diciamo denotare, anzi per connotare il territorio urbano, usa la stessa cosa che della carta di Paolino, cioè segna le parrocchie. Allora la città è identificata come un insieme di idrografia e di vita civile. Idrografia perché i canali sono messi molto in rilievo, sono assolutamente protagonisti di questa immagine. Di questa immagine, quella del Sabadino, tra l'altro, forse non tutti sanno questo particolare, non conoscono questo particolare, è il progetto di creare delle fondamenta tutto intorno alla città, in maniera che l'intera città fosse percorribile a piedi nel suo bordo esterno. E tra l'altro mette un ponte
esattamente dove è stato creato il ponte della Costituzione, il Calatrava, come volete chiamarlo, così. Vabbè. Allora sì, quello che mi premeva notare era appunto che l'identità, insomma, di queste due immagini e come la città venga connotata nel tempo, a distanza di secoli, alla stessa maniera, indice di una unitarietà concettuale e non solo amministrativa, non solo pratica, insomma, unitarietà concettuale che resiste al trascorrere del tempo e a mutare delle condizioni sociali, politiche, storiche, quel che volete voi. Ecco, qui torniamo al nostro Benedetto Bordone, il quale nel 1511, se non ricordo male, inventa, perché non mi risulta che ci siano dei precedenti, spero di non essere contraddetto, ma mi pare di no, inventa questa immagine della laguna. È un'immagine, come ben vedete, molto idealizzata, perché cioè, tutte le rappresentazioni sono interpretazioni, naturalmente. In questo caso, a maggior ragione, possiamo dire che Venezia, incoronata dai litorali e dalle isole, bene, in una sorta di cerchio magico di equilibrio perfetto nei rapporti fra acque, terre, domina insomma, vede tutto intorno a sé ciò che c'è. Le isole, la laguna è un tutt'uno delimitato dai lidi. Questa immagine così iconica, diremmo oggi, va bene, si perpetua in molte altre immagini di autori successivi, però tutte immagini prodotte a Venezia, va bene, tranne poi molto più tardi questo modello viene, per esempio qui c'è la carta di Sebastian Münster, no, non molto più tardi, stiamo a metà del Cinquecento, poco dopo, assume, ma voi vedete anche qui che c'è poco interesse, cioè c'è la linea litoranea intorno, ma c'è poco interesse a far risaltare la ricchezza di questo l'arcipelago veneziano, che fece avere ai veneziani tanta confidenza con un altro arcipelago molto importante, quello Egeo. Insomma, c'è una sorta di affinità, di analogia, insomma, tra i territori, fatte le debite distanze, naturalmente. E poi mi sembrava che fosse anche divertente sottolineare così un momento etimologico dove laguna, la parola laguna che viene usata Sabadino ad esempio, quindi una parola di uso comune, anche di uso tecnico, deriva da un termine greco, lacon, che significa cavità, buca, da cui poi lacus, latino, lago, e però lacuna, in latino c'è anche lago, lacus, ma lacuna, quindi che è sempre cavità, pozza, è qualche cosa che va riempito, va bene? Che va riempito, allora la città riempie questa cavità, Venezia riempie questa cavità e le dà il senso, le dà il significato, perché là dove c'è cavità c'è vuoto, c'è mancanza di senso. La città dà senso a se stessa e a tutto ciò che le sta intorno. E ha un altro dettaglio così che mi è sembrato di sottolineare, che c'è la laguna, viene definita mare tranquillum da un tedesco, diciamo, quindi che non aveva con la laguna di Venezia più di tanta confidenza, mentre al di fuori delle bocche di porto c'è il mare saevum, il mare feroce, il mare cattivo, che viene anche raffigurato in tutta la sua agitazione. Allora c'è questa idea così di pace, di tranquillità, di armonia dell'insieme e di unitarietà. Mentre, e anche questa è un'altra cosa che ho, diciamo, parole importanti, scoperto, comunque messo a fuoco, ecco, mentre preparavo questa chiacchierata con voi, che ci sono immagini di Venezia che sono precedenti a quella di Bordone che abbiamo visto, e sono immagini, ce ne sono 2 o 3 che risalgono precedenti. Qui vi mostro la più importante, la più nota, quella di Erhard Heuwig, tratta dalla Peregrinatio in Terram Sanctam di Bernhard von Breidabach,
testo di grandissima fortuna pubblicato nel 1486 e poi in varie edizioni successive. Allora qui, come in altre immagini di Venezia di matrice nordica, è completamente perduto questo senso dell'abbraccio delle isole e dei lidi che contornano, questa diciamo retorica dell'unità. Viene data un'immagine realistica, viene data un'immagine che c'entra la città, tutto il resto interessa poco, non viene veramente compreso, ed è singolare e dà un po' di sostegno a quello che io sto cercando di raccontarvi, che questo tipo di rappresentazione si replica nei secoli successivi da parte principalmente di autori nordici, che continuano a rimanere su questo modello, pure con enormi diversità dal punto di vista grafico, espressivo, il modo di rappresentare, e così, perché non interessa, non capiscono cosa voglia dire questo insieme così forte, così sovraccarico di significati. E via dicendo. Allora, poi abbiamo come la laguna compaia, e qui il discorso sarebbe infinito, non c'è il tempo, come la laguna compaia in alcune carte geografiche vere e proprie, quindi non mappe della laguna, ma in carte geografiche. E allora quello, adesso ve le mostro rapidamente, 3, 4, 5, come in alcune, come in questa ad esempio, il fatto urbano, l'accadimento urbano sia conservato nonostante le carte abbiano un carattere di geografia, quindi grande rappresentazione, ma si vuole mantenere la presenza della città e connotarla all'interno di questo spazio che è appunto la laguna, mentre altre no. In altre si perde completamente questa cosa, oppure c'è un accenno, quindi c'è un diverso modo di intendere, di capire, di vedere, insomma, non è univoco, non è scontato, insomma, il rapporto tra la città e la laguna non è scontato per tutti, è vissuto come un discorso forte, penetrante, qui in città, altrove molto meno. Andiamo avanti. Allora, un aspetto, vi dicevo prima che uno degli aspetti di questa appunto città diffusa, di questa compenetrazione fra il fatto naturale, il fatto urbano e la vita civile, sociale, è nelle espressioni anche non di carattere cartografico. Adesso io così, sono cose che voi avrete probabilmente già sentito, conoscete, ma insomma un minuto di questa cosa, se qua si prende. Conoscete, immagino. Giocando la spinetta agli altri giochi mi gode le fugase e quelle de Malghera ho camminato per terra fino a Fusina. Andeva de galoppo alla sueca. Oh, cammina secca, tutta la pescaria, o dalla Papendrio ai due castelli. Ho visto la rata degli ebrei, con
lasciato andare fino alla fine perché fosse evidente che queste appunto peregrinazioni lagunari mettono insieme in questo canto tradizionale, va bene, pare appunto del XVII secolo, mettono insieme non soltanto i vari luoghi della laguna e della città, ma le diverse figure che la popolano, che vanno dal pescatore buranello alla dama che suona la spinetta. Quindi è ancora una volta un complesso coerente di situazioni e che si esprime nelle musiche popolari e ai livelli alti, che tra poco vediamo con una lettura che adesso faccio da qualcosina, insomma, dalle lettere di Andrea Calmo. Andrea Calmo era un poeta e commediografo del Cinquecento, che tra le varie cose ha scritto un gran numero di cosiddette lettere come si potevano intendere come esercizio letterario, non certo missive con finalità pratiche. In una di queste lettere, appunto Calmo, commediografo di origine non patrizia, ma frequentatore, in contatto con gli ambienti letterari della città e con gli ambienti, appunto, con i ceti dominanti della città, e questo conta, no? A un certo punto, in una di queste lettere, indirizzata a Gabriele Gradenigo, fingendo di essere un tale Bureghetto Canestrin d'Alio Masor, scrive così, riferendosi nella finzione letteraria, si riferisce alle memorie di tale Barbitolo Caglierola da Treporti, il quale in queste memorie se trova notao le fazioni dei nostri che mai inzenerao, che se sta inventori di andare a saltarelo, che è una tecnica di pesca. Lori fu anche i primi che scorteghete i gransi, donde se può insio le molecche, e mio bisavo dete il modello de piar foeghe e totani, oltre che mio missier pare, è stato quello che leseva a Buran de Mar ogni festa e il modo e il costume delle arti del pescar, sive a Passarer, a Tresiola, a Fossina, a Camin, a Cana, a Vuega, a Ree, a Satera, a Lisini, a Cogolo, a Furegar e a Spentina, dandoghe il nome di tutti i pesci: passere, sfoggi, rombi, soasi, varioli, dentali, canestrei, tercanini, baicoi, sardele, sardoni, go, paganei, gotorusole, ragni, lucerne, scarpene, marsioni, sievali, treganei, botoli, causteli, bolpini, mei e barboni, orae, spari, albori, menole, angusigole, caramali, sepe, folpi, anguile, scavazzoni, bisati, flumenal, marine, anguele, columbe, sirole, scombri, suri, moli, occhiali, granseole, gransipori, astesi, gambari, ostreghe, capetonde, longhe, sante, peverasse, caparossoli, pantalene, mussoli, caragoi, eccetera. Non è finita, perché poi ha composto anche delle celeberrime rime pescatorie, nelle quali, rivolgendosi a una tale Franceschina, dice queste cose, che è più bella che un varuol e un sturion, bianca cos'è la menola e l'anguela, galante come l'albero e la orada, che l'useco fa un suro, scombro e chiepa non so cosa sia, netta coè la moleca e la granseola, la pantalena, la capa e il gransiporo. Ti ha quei 8 occhi allegri d'angusigola e negri coè la schiena d'una passera, coi denti che par proprio caparossoli. Rossa cos'è il barbon e la scarpena, moesina mo è il go, sardon e anguilla, gustosa come il ton, inchiò e sarache, la truta e il carpion e le scoranze, grassa che ti someggi un sparo e un rombo, pisauria che lusso, tenca e sievalo,
Lisadra cosei gamberi e marsioni, pulia come le sepe e capelonghe, musuli, capesante e anche l'ostrega. Ecco, queste sono, per dire, a parte così la bellezza di questi nomi che ci piovono addosso veramente come una fantasmagoria di immagini incredibile. Per dire che tutti questi termini, questi nomi, i pesci, tutta questa cultura materiale, insomma, attraverso questo espediente così letterario, viene precipitata dentro ambienti completamente diversi dai quali è nata, insomma, così, e divulgata, e goduta, e raccontata da tutte, insomma, e Calmo si rende protagonista di questa bella impresa. Andiamo avanti, sto col tempi, come siamo? Perché c'è, sì, bene, ancora qualcosina. Allora, la pesca, appunto, adesso abbiamo parlato di pesca, lascia poche tracce pittoriche di sé, perché così, i nobili non andavano a pesca, andavano a caccia. La pesca era cosa da pescatori, insomma, ecco così, insomma. Vabbè. E qui il Carpaccio, sono alcuni dettagli famosissimi del Carpaccio, e qui invece Pietro Longhi con il signore che spara alle folle, anatre, quel che sia. E invece qui abbiamo, questo è un dettaglio di Jacopo de Barbari, io presumo potrebbe essere che sia la tecnica a furegar di cui abbiamo letto poco fa. Potrebbe essere i busi d'Agò, famosa questa faccenda, andare a busi d'Agò, non lo so perché io non pratico la pesca, perciò non ho idea. E qui appunto queste stesse cose che passano nella veduta di De Barbari, passano dettagli di assoluto realismo e di incredibile precisione, perché vediamo un battello da Seragia, che appunto è dove si andava a pescare in laguna, con il camarotto dove potersi riparare, e al traino il vivaio che è questa, la barchetta che c'è lì, dove si tiene il pesce vivo, insomma, finché si ritorna alla base. Quindi abbiamo anche in questo caso nella veduta di De Barbari, che sicuramente non era un'immagine popolare, visto che era costosissima, che era destinata, e abbiamo la trasmissione di elementi così, della cultura materiale e della cultura lagunare. E qui abbiamo adesso un'altra canzoncina, va bene, poi è l'ultima, che riguarda la pesca. Anche questa ovviamente chiogiotta, però non veneziana. Partiremo in tre. Quindi appunto anche questa è una canzone di tradizione, non so quanto antica possa essere, comunque dove anche in questo caso c'è tutto il capitolo degli ex voto, che naturalmente riguarda moltissimo Chioggia e molto Venezia, che però andava citato brevemente, insomma, andava un momento affrontato. E poi però per arrivare ai giorni, non ai giorni nostri, per arrivare al Novecento, dove si mantiene, insomma, questo contatto, anche dove c'è la pittura moderna, insomma, ecco. Potrebbero fare molti esempi, questi di Cagnaccio di San Pietro mi piacciono particolarmente, oltre che per la loro qualità artistica, perché San Pietro ovviamente era nativo di San Pietro, e in questo suo Natura morta con pesci sottolineo che si tratta di
pesce povero. Abbiamo riconoscibilissimo uno sgombro, un go, un barbon, che forse è meno povero, e sardelle. Quindi, o papaline che dicasi, va bene? Quindi anche in questo caso l'arte moderna non rappresenta, come nelle nature morte seicentesche, aragoste e pesci di gran pregio, in questo caso in laguna rappresenta i propri pesci, che sono questi. Ecco. Per quel che riguarda la pesca, qui ho rubato immagini da quella raccolta di immagini che nel libro di Dal Paus sulla laguna, va bene, qui queste linee spezzettate delimitano la valle da pesca, la delimitano con quel cannucciato che fa sì che le acque passino e si ritirino e quindi, diciamo, si rigenerino continuamente, facendo sì che la valle da pesca assolva le sue funzioni nel migliore dei modi. Questa è una carta subito dopo nella quale sono rappresentate ed elencate una ventina, adesso non mi ricordo più, insomma, numerosissime valli da pesca che ancora erano, a quella data, ancora erano in funzione, e ho sottolineato la valle che si chiama, non so perché, si chiama Valle dell'Inferno, forse qualcuno di voi lo sa, forse Giovanni in fondo che sa tutto della laguna, sa dire perché si chiama Valle dell'Inferno, ed è dove sfociava la Brenta, con tutta la storia che abbiamo sentito della deviazione e poi l'inserimento in laguna e così via, in quel punto lì, chiamato Valle dell'Inferno, quella valle. Poi un cenno naturalmente alle acque alte. Qui ho raccolto dai Galliccioli, quindi non mi sono rifatto delle fonti particolarmente prestigiose, ma era forse per dire che abbiamo delle acque alte, però abbiamo due acque alte nel 1102 e nel 1410 con terremoto d'aggiunta, insomma, quindi, e poi con notizie che, sempre che credibili, con acqua alta un uomo sopra le strade, quindi con delle misure, almeno se sono credibili queste, e nel 280 molti restarono annegati nelle case, e poi nel 727 le acque arrivarono sopra gli scalini dell'altar maggiore a Sant'Antonino. Ecco, io non ho presente quanto siano alti gli scalini dell'altar maggiore a Sant'Antonino, parecchio. Insomma, così. Questa fa parte. E i fenomeni naturali, appunto, le acque alte, terremoti, la laguna ghiacciata, però occasione di gioco e di divertimento. La laguna ghiacciata principiò l'orrido freddo nel 5 gennaio 1708, le lagune gelarono giorni 18 circa, e sopra i carri portavasi viveri a Venezia, così 1740, 1758, 1788, quindi così nella piccola glaciazione. Ancora sempre grande partecipazione di popolo a questo fenomeno, insomma, grande, come dire, entusiasmo per questo fenomeno della laguna gelata, che permetteva di andare a Mestre a piedi, sembra, da questa immagine. E passiamo, stiamo verso la conclusione, insomma. Il capitolo isole, al quale farò così proprio un accenno perché non si può saltare. Naturalmente i libri sulle isole della laguna ce ne sono, cominciamo da Coronelli, arriviamo a quelli recenti dei fratelli Crovato, insomma c'è una letteratura sterminata, però un cenno mi sentivo di doverlo fare. Questo è Sant'Angelo della Polvere con 3 immagini, va bene. Questo è il Coronelli, va bene, questo qui, questo è il Catastico austriaco, quindi dopo l'isola completamente trasformata, e questo è oggi. E poi adesso capirete perché passo per le isole, perché voglio arrivare a un'isola e poi voglio arrivare da dove sono partito, cioè che fu troppo. Ecco così, e poi
Ecco. Santo Spirito, di cui non resta praticamente più nulla. È uno dei miei luoghi preferiti perché io d'estate vado in giro con il kayak in solitario, e il giro intorno a Santo Spirito è uno dei luoghi che amo di più perché l'isola è diventata un rifugio per gli uccelli veramente. E quando passo silenziosamente accanto all'isola, perché con il kayak piccolino, così non faccio nessun rumore, e si alzano in volo tutti quanti facendo un casotto micidiale e comunicano che un estraneo si sta avvicinando e che non è molto gradito. Questo è un aspetto della vita lagunare che non conoscevo prima di andarci a vogare. E poi le isole sono luoghi, all'inizio, sono luoghi sostanzialmente, soprattutto occupati da monasteri, va bene? Monasteri di vari ordini che si insediano in questi luoghi appartati, separati, tranquilli. Però poi a un certo punto i monasteri, con Napoleone, molti di questi monasteri vengono soppressi. Le isole diventano anche importanti dal punto di vista militare, perché se noi andiamo a leggere più indietro, difese militari venivano approntate in palafitte, in casoni che venivano messi nei punti strategici, dove si sistemavano i balestrieri che in eventuale attacco, mai peraltro avvenuto, in eventuale attacco per via di mare da parte di forze nemiche e così via, avrebbero dovuto con le loro balestre sterminare il nemico. Mentre poi con l'artiglieria le isole diventano il luogo ideale, le isolette dove costruire piccole fortificazioni e cannoni, batterie e così via. E questa è una sintesi di ciò, della situazione delle difese lagunari diciamo verso la fine della Repubblica. Qui siamo in periodo napoleonico, va bene. E qui siamo invece al tempo della terza guerra di indipendenza, con le batterie, con il loro, diciamo, il loro spazio di cosa coprivano, cosa erano in grado di coprire. E poi le isole che cambiano destinazione d'uso, diremo oggi, non soltanto perché da monasteri diventano luoghi fortificati militari, ma anche perché da monasteri diventano cimiteri, come nel caso appunto di San Cristoforo e San Michele, che dopo la soppressione del convegno napoleonico, dopo un po' le isole vengono riunificate per creare quel cimitero che il famoso editto napoleonico voleva espulso dalla città, e quindi i veneziani da allora in poi sono stati sepolti, noi saremo sepolti laggiù. E volevo arrivare a San Michele perché qui appunto un'altra immagine di San Cristoforo e San Michele prima della loro riunificazione, e in primo piano interessante in questa stampa dell'Ovisa vedere gli zattieri del Comelico che sono arrivati con i loro tronchi e i loro assi scendendo per i fiumi e arrivando in laguna. Dettaglio che c'è anche nel De Barbari, tra l'altro, nella veduta di De Barbari. E sono arrivati a San Michele perché siamo partiti dalle mappe, e se torniamo alle mappe io non posso non parlare un momento, Alfredo lo sa, non posso non parlare un momento del mappamondo di Fra Mauro, naturalmente, perché che è questo che voi conoscete, eccetera. Allora, ma ne parlo così, perché? Perché questa laguna, va bene, dove abbiamo visto espletarsi, svolgersi tutte queste funzioni, esprimersi tutte queste forze, questi interessi, questi rapporti, è un luogo anche dove dal punto di vista strettissimamente culturale, diciamo erudito, di alta cultura, così ha in sé delle espressioni altissime come quelle della biblioteca della Camaldolese, del monastero camaldolese di San Michele, ricchissima già nel XVIII secolo di 2350 manoscritti, quindi una cosa straordinaria, e 1200 incunaboli, che incunaboli sono i libri stampati prima dell'anno 1500, quindi siamo in una situazione di ricchezza culturale straordinaria, e dove viene elaborato da un monaco che
solitario, perché questo, non sappiamo niente di lui, viene elaborato quest'opera che rimane poi nel tempo famosa, perché molti l'avranno visto alla Marciana, molti altri ne avranno sentito parlare e basta. È una specie di summa straordinaria. Adesso qui ci vorrebbe una conferenza ovviamente a parte, che non è il caso di fare. Però, che dire, anche nella laguna, come ho detto in un'altra occasione in maniera un po' divertente, allora, dentro alla stanza del mappamondo, che sta nell'isola di San Michele, che si trova nella laguna di Venezia, all'interno del Dogado. Va bene? Viene elaborata una carta che disegna il mondo di allora, di tutto il mondo, fino ai luoghi più lontani, stando qui nella laguna. È una cosa di per sé sconcertante, perché non era un viaggiatore Fra Mauro, era un monaco che ha passato la propria vita quasi per intero a San Michele. Abbiamo andato in Istria una volta, ma insomma poco più, eppure con un lavoro appunto incredibile, di anni e anni, non sappiamo quanto, perché non sappiamo nulla sulla sua andamento dei lavori. Era questo, e la città era in grado di esprimere questo in un luogo che le apparteneva strettissimamente, che era l'isola nella laguna. Ecco, e adesso, prima di chiudere del tutto questa cosa, avrei molto piacere a leggervi poche righe dal libro di un amico che è scomparso qualche anno fa, che si chiamava Paolo Barbaro, che ha dedicato molti dei suoi lavori, romanzi, racconti a Venezia e alla laguna, e mi piaceva concludere, per ricordarne qui lui che ha dedicato così tanta attenzione a questi temi, con queste belle sue parole che ci riconnettono direttamente, e mi fa molto piacere, perché mi ritrovo perfettamente nelle sue parole in ciò che ho appena detto, che ho detto durante questa chiacchierata. Allora, fondali sempre più bassi, man mano che ci avviciniamo, e onde sempre più brevi, l'onda sente subito il fondo che cambia. La barca beccheggia, esita, si incaglia. Tra arene, stagni, banchi che riconosciamo, ma anche no, non li riconosciamo affatto. Labirinto. Sicché proviamo a vedere cosa dicono le carte, come se fosse la prima volta che capitiamo verso il faro. Segni convenzionali, dicono le carte, nomenclatura, dicono le carte. Una nomenclatura così fitta qui attorno che neanche un oceano. E deve essere per questo che ci perdiamo. Banchi, punte, golfi, anse, arene, dune, paludi, argini, cave, seni, sembra calmo. Laghi paludi, stagni non stagni, alvei di fiumi diventati cune, bocche, tagli, anche velme, ghebbi, valli, motte, bave, cavane, golene, barine. Un'infilata di nomi, una smisurata rosa di segni per così poca parrebbe sostanza. Ci guardiamo intorno e non vediamo che foschie, vapori, strane luci, orizzonti sì e no. Eppure, guardando meglio e anche un po' ricordando, scopriamo che sono loro le cose in sovrappiù rispetto ai nomi. I nomi sulle carte non bastano mai, ce ne vorrebbero molti altri, infiniti. Tante sono le combinazioni del liquido e del solido in questa gronda estrema del continente, verso la separazione definitiva tra mare e pianura. Coi nomi in dialetto va ancora peggio, perché noi li dimentichiamo, o loro ci sfuggono sempre di più, a velocità differenti, in piena confusione tra cielo e profondo. Fosse, bare, basi, tese, conche, dosane, non sappiamo più bene cosa vogliono dire, ci sembrano ormai senza senso. Abbandonati al loro destino, i nomi più deboli sfumano, si spengono da soli e così lasciano scoperti, denudati e leggeri, non più golfi, alvei, seni, ma curve senza definizioni, pure linee, brevi spazi suoni, colori confusi. Certo, siamo in laguna, ma in una laguna che ora diviene sotto i nostri occhi preumana. Giriamo inquieti
tra aria e acqua, ma sicuri di girare ancora sul pianeta. Grazie. Credo che di interpretare un sentimento comune. Ti devo molto ringraziare per questa lezione, non solo per l'eleganza, ma anche per la passione e per la precisione delle tue analisi. Mi sembra che abbia concluso in modo perfetto, mi permetto di dirlo, non dovrei io fare questo commento, questa serie di, potremmo dire quasi introduttiva, hai ragione, non usiamo il termine lezione, con letture, come dicono gli anglosassoni, questo sì, potremmo forse dirlo, e che forse si potrebbe anche riprendere e approfondire tante sono state le suggestioni di quanto hai detto tu, adesso ho visto che c'è anche Giovanni, ecco, anche Giovanni Cagnato, e come è necessario far interagire le immagini, i prodotti che hanno diverse origini, no? Quanto sono prossime al potere e alla necessità di controllare, di governare, quanto invece sono prossime ad altre esigenze, diciamo così, più latamente culturali. Questo è un problema complesso. Io avrei tante domande, ma vorrei, visto che il tempo è tiranno, ecco, lasciare la parola alle vostre curiosità. Prima vorrei dire, perché non ci sarà il tempo mercoledì prossimo, che il prossimo ciclo, ecco, nel 2021, se avrò, come dire, l'onere più che l'onore della riconferma, io vorrei proporre qualcosa sulla famiglia a Venezia, sul fare famiglia a Venezia, diciamo così, madri, figlie, padri e figli a Venezia in un lungo periodo. Bene, grazie ancora. Grazie. Piero, e a voi qualche minuto per...